Oggi inizia la 20ª fiera provinciale diventata nazionale del tartufo qui a Borgofranco sul Po. Direi che è un'edizione che veramente le ha superate tutte, abbiamo avuto tanti riconoscimenti dal Ministro Martina, dal Presidente della Repubblica che ci ha inviato proprio una medaglia di rappresentanza per questa iniziativa che ormai veramente ha coinvolto un po' tutti i paesi anche limitrofi. E noi siamo molto contenti di questi perché io credo molto nella promozione di questo territorio che è spesso stato dimenticato e che deve arrivare alla giusta valorizzazione per tutti gli aspetti, non solo gastronomici ma anche culturali e quant'altro, e quindi insomma con successo percorreremo questi 3 weekend che ci rappresentano, che rappresentano il nostro territorio, che rappresentano il fiume e tutto quello che di bello abbiamo. Questo riconoscimento appunto da provinciale a nazionale ci fa capire che i nostri sforzi sono stati compresi, stanno per essere eccepiti, quindi speriamo di poter continuare così. Siamo qui oggi appunto per presentare la 20ª edizione della Fiera del Tartufo di Borgofranco sul Po, ultimo anno che si chiamerà Fiera del Tartufo perché dall'anno prossimo saremo Fiera Nazionale. Si parte appunto stasera, quindi 3, 4 e 5, 10, 11 e 12, 17, 18, 19 e 20. Il programma, oltre appunto a poter assaggiare i piatti straconosciuti della nostra cucina, si è tentato quest'anno di fare qualcosa parallelamente al mangiare. La sera del domenica 19 e lunedì 20 con le fontane danzanti e di fuoco. Però già negli altri weekend avremo la cerca prove di cerca tartufi con i cani addestrati in un terreno attiguo alla tensostruttura. All'interno della tensostruttura quest'anno abbiamo, oltre a tanti stand più degli altri anni, abbiamo anche un angolo bimbi. E poi ci saranno, oltre agli stand tradizionali del tartufo e non, avremo anche dei mercatini dell'antiquariato, eccetera, eccetera. Volevo solo, come sempre, ringraziare i nostri volontari, grazie ai quali possiamo essere oggi qui. Ripeto sempre, siamo un paese di 700-800 abitanti e a lavorare sono sempre gli stessi che io continuo a ringraziare.